Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Direzione Investigativa Antimafia di Torino ha sequestrato un patrimonio per un valore di 10 milioni di euro ad un clan dell''ndrangheta che riciclava i proventi del narcotraffico in investimenti immobiliari e nella gestione di importanti appalti pubblici. Tra i beni sequestrati dalla DIA figurano ville, abitazioni, aziende agricole e terreni edificabili in Piemonte, in Lombardia ed in Calabria. Una lettera di minacce è stata recapitata al sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. La missiva ha il timbro del centro di smistamento di Lamezia Terme. A Lombardo sono state rivolte frasi del tipo «Sei un uomo morto, un cadavere ambulante». Già nel gennaio scorso il magistrato aveva ricevuto una busta con all'interno una cartuccia caricata a pallettoni. Lombardo è impegnato in numerosi processi contro le cosche. La sanità calabrese continua a far parlare male di sé, mentre il governatore Scopelliti richiama formalmente gli advisor della KPMG ad accelerare il lavoro di verifica sui conti in rosso per avere dati certi sul deficit entro giugno. Al reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Annunziata di Cosenza, un altro caso di malasanità su cui ha aperto un'inchiesta la procura. Lo scorso 14 maggio una donna ha dato alla luce 2 bimbi, uno nato privo di vita, l'altro sopravvissuto ma ricoverato con gravi problemi respiratori. Alla base ci sarebbero responsabilità dei sanitari. Il parto fu posticipato di 24 ore, malgrado il liquido amniotico fosse insufficiente. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ieri a Catanzaro è intervenuto in occasione della giornata inaugurale del progetto Gutenberg promosso dal liceo classico Galluppi. Ad accogliere Fini sul palco dell'Auditorium Casalinuovo, oltre al preside, anche il sindaco e i presidenti della provincia e della regione. Alla numerosa gente presente Fini ha parlato dei temi trattati nel libro Il futuro della libertà. Alla platea del Consiglio Comunale dice: il Sud non deve temere il federalismo, che potrebbe essere anzi un'occasione di rilancio. Il federalismo responsabilizza. Sono stati consegnati nel corso di una cerimonia nella sede del Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco a Catanzaro 10 fuoristrada che la Regione Calabria ha donato come mezzi di protezione civile per potenziare il dispositivo di soccorso in caso di calamità. Alla manifestazione erano presenti tra gli altri il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma e il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti. Si tratta di un primo lotto per 64 automezzi complessivi, frutto di un accordo di programma quadro sottoscritto nel 2008. La gente ha bisogno di avere le istituzioni vicine e di essere vicine in maniera concreta. Questo mi sembra un gesto utile, importante, che soprattutto offre degli strumenti nuovi e ulteriori a chi ha il compito di essere nelle situazioni più difficili, a volte drammatiche, l'interlocutore diretto del cittadino. Polemiche sono scaturite nel corso della cerimonia di consegna dei mezzi da un comunicato della RDB dei Vigili del Fuoco, particolarmente critici sulla manifestazione, al punto da attivare un presidio davanti alla sede del Dipartimento. Il sottosegretario Palma ha ripreso l'intervento di Tronca, ricordando le azioni messe in atto dal governo a favore della Calabria e del Corpo dei Vigili del Fuoco, ed ha risposto alle polemiche dicendo che negli ultimi 2 anni più di quello che si è fatto non si poteva fare. L'azione del governo per i Vigili del Fuoco è a disposizione di tutti. Presentato ieri mattina nel salone di rappresentanza del comune di Cosenza il progetto di videosorveglianza che da oggi tutela la sicurezza dei cittadini di Cosenza e Rende. 90 telecamere, 41 lettori ottici di targa puntati sui veicoli in uscita ed in entrata dalla città, complessivamente 106 le aree telecontrollate. Con questo servizio contro la delinquenza cittadina, Cosenza, ha dichiarato l'assessore con delega alla sicurezza Damiano Covelli, si pone come città all'avanguardia per la sicurezza. Un incontro sull'Euro-Mediterraneo è stato promosso ieri pomeriggio a Cosenza dal Circolo Re Alarico. All'iniziativa ha partecipato il senatore della Repubblica della Tunisia e direttore del giornale Il Dialogo Mediterraneo. Secondo il senatore ci sono progetti europei che non sono andati bene, ma anche progetti attuali e futuri su cui lavorare per aprire il nord dell'Europa verso il Mediterraneo. Sarebbe necessario, ha continuato, fare formazione ai cittadini e ai giovani europei per completare l'opera di offerta e domanda.
Il prossimo 22 e 23 maggio la Poggio-Verde Crotone si giocherà l'accesso alle fasi nazionali del campionato Under 18 di pallavolo. La fase interregionale si svolgerà nel prossimo fine settimana al Palacro e alla conferenza di presentazione erano presenti oltre alla squadra l'assessore provinciale allo sport marino e il presidente del CONI Perri. Le avversarie della squadra pitagorica saranno tutte di categoria superiore, dalla Sicilia la Sigel Marsala Serie B1, dalla Basilicata la Scivolley Potenza B2 e dalla Campania la Cogemal Ponte Cagnano A2.